consigliere qual è la prospettiva del fondo per la non autosufficienza in Veneto? Beh, in un momento di vacche magre, come qualcuno lo vuole definire, cioè in un momento di carenza di fondi, possiamo dire che siamo passati da 668 milioni di euro a 721. Questo vuol dire avere più risorse per cercare di applicare una legge che nel 2010 è stata votata dal Consiglio regionale del Veneto, che ha fatto scalpore in senso positivo, la legge sulla non autosufficienza, cercare di riempire quella legge e dare dei segnali alle famiglie di non autosufficienti per dire: la Regione del Veneto fa sacrifici da un certo punto di vista, mette via dei soldini per dire ci siamo nella non autosufficienza. Questo è il primo capitolo. Il secondo è non dimenticare i servizi che ci sono sul territorio, che sono fondamentali in un momento anche qui di crisi dei comuni. I comuni pensavano che con il federalismo municipale arrivassero dei soldini, non sono arrivati soldini o ne arriveranno pochi, quindi anche qui cerchiamo di sostenere quelle azioni che i comuni fanno, piccole, capillari, precise però, che poi vanno a finire sui servizi alla persona, quindi alle famiglie, per dire anche qui che riusciamo a garantire quei servizi che garantivamo negli anni passati.